Grazie e grazie, bellissima manifestazione e al prossimo anno. E grazie a te, ancora una volta. Adesso diamo magnifica Ducati Scrambler 450. È stata prodotta anche nella versione Desmo. Per metterla in moto esiste qualche trucco? Sì, bisogna azionare l'assa valvola e trovare il punto giusto del pistone. Naturalmente non con le ciabatte però. No, con le scarpe. Sì. Bene, grazie ancora e complimenti per averci portato questa regina. Grazie ancora. Ecco, 86 anni fa è stato immatricolato, quindi fate voi un po' i conti. Romano, è sempre un orgoglio e un piacere averti con noi. Grazie. Motociclista più esperto. Grazie. Grazie a tutti.
Allora, da Chioggia è arrivata Molly Perini con la sua Vespa 150 del 1959, quindi quella con le ruote piccole. Esatto, quella con le ruote piccole. E già quella per questa strada, ragazzi, è un'avventura, ve lo assicuro. Bene, signori, Lady Vespa ce l'abbiamo qui con noi. Grazie Molly, grazie e arrivederci il prossimo anno. Grazie. La regia che è il figlio della Molly, quindi buon sangue non mente. Allora, Vespe del Bosco, quanti anni hai, scusami? Quasi 16. Quasi 16, è vecchio, eh? Cavoli, sei vecchio. Bene, allora, rappresentante per le Vespe del Bosco, grazie, complimenti e mantieni questa passione che eviterai brutte strade. Oddio, le nostre sono orrende, però insomma fa niente, l'importante è andarci con le ruote. Va bene, ciao, grazie a voi. Però la Vespa Rally 200 è stata la Vespa più grossa di tutte. Sì, fino al 1979 praticamente. Sì, vabbè, poi quella è un'altra epoca, un'altra era, cambia tutto. Ma il Vespone per eccellenza era la 200 Rally. Bene Mauro, allora, Vespe di Cavazzere, grazie e mantenete viva questa passione. Ciao ragazzi, grazie ancora. Pensate che questo carro attrezzi tutte le mattine, tutte le sere. Per quanti anni Andrea? Parecchi anni, una ventina. Ecco, per una ventina d'anni questo signore qui lo tirava fuori dalla carrozzeria e lo rimetteva dentro in carrozzeria. Il ruggito del potente motore. E vi garantisco che ho visto fare dei recuperi davvero assurdi con questo traveicolo negli anni passati.
71. Segnoso proprio, ho contato 50 e eccoci qua. Fiat 900 euro. Questo ragazzo ha 80 anni, è stato campione italiano di moto, quella che adesso è la MotoGP, una volta si chiamava in un'altra maniera. Dai, presentati tu che mi hai detto una massa di informazioni che non sono riuscito a memorizzare. Allora sono stato campione italiano del 500 del 78 e ho fatto 5 gare 24 ore, 3 volte a Barcellona, 2 volte in Belgio, campionato europeo a Misano fatto il tempo, Florenzo, Imola, Luisello, Misano, l'Atletico Mondone e il Pane ha guidato il mio record. Allora signori, Giugno Magro, io questo qua me lo sono prenotato per il prossimo anno. Me lo sono prenotato per il prossimo anno. No, quelle robe lì non si possono. No, non si posso dire quelle robe lì, no. Quelle robe lì non si possono dire, dai, il prossimo anno te vieni con una moto. Casomai vediamo di trovarti qualcosa. Per quell'altra roba lì tipo c'è a trasferire. Gino Magro, è stato un piacere. Prossimo anno prenotato, ok? Ciao, grazie e buon rientro. A voi. Allora, io ho già parlato qui di dovere, faranno Santa Noemi, a costo di aggiungere il 32 ottobre al calendario, faremo Santa Noemi. Però signori, complimenti, auguri da tutto il club, continuate così, i prossimi a 70. Grazie di essere qui. Piccolo pensiero per te, piccolo, cosa vuoi dire? Siamo così, noi ci facciamo comunque ringrazio tutti e ribadisco che venire qua per me è sempre un grande piacere, un grande onore e verrò sempre finché Dio mi darà la forza di stare in piedi, ok?
Grazie mille ragazzi dell'accoglienza, di tutto. Complimenti a Fabio che come sempre riesce a stupirmi perché organizza delle cose stupende. Complimenti a tutti, a Olgo, il mio assistente quando non c'è Francesca. E grazie a tutti i tuoi colleghi i quali hanno collaborato con te a organizzare questa splendida manifestazione. Un saluto particolare a lei e a Stefano. Grazie. Grazie, allora, come vedete giustamente non sono solo io che sono la facciata davanti, però c'è tutto il resto, siamo una decina di persone che lavorano sodo per fare questo. Nicola Crivellari, presidente della Monselice Corse, chiamiamo anche qui Davide perché come tutti gli anni premiamo la coppa per la scuderia club più numeroso. Anche quest'anno, per l'ennesimo anno, la Monselice Corse con 11 vetture si è classificata per prima, seguito dalla Legnaro Motori, che sono quelli che vi hanno battuto 3 anni fa, ma quest'anno e l'anno scorso hanno dato forfait. Quindi ragazzi, grazie alla Monselice Corse, sono tutti amici, è un momento, bisogna ricordarlo, comunque è un grande amico che è scomparso l'altro giorno, Regio Salvan, quindi do la parola a Nicola. Grazie Fabrizio, grazie a tutti i ragazzi del motoring che non si dimenticano mai di noi per l'invito. Ogni anno è risaputo che noi ci siamo presenti sempre con molta passione perché ci lega un'amicizia sincera, di quelle veramente forti. Sì, è inutile, non abbiamo tanta voglia di festeggiare a nome di tutta quanta la tavolata della Monselice Corse, ma abbiamo anche una parte di chi ha fatto la storia: Paolo Rocelli, Marcello Bernardi, il Moreno Venier, Johnny, Mario Capetta. Abbiamo veramente i nomi importanti che vogliamo dedicare questo momento, questa giornata all'amico Resio, che venerdì lo accompagniamo, prossimamente, venerdì prossimo lo accompagniamo per l'ultimo viaggio. Non aggiungo altro, niente, Regio era un grande amico, un grande appassionato, un grande sportivo e vogliamo ricordarlo così. È mancato in una sua grande passione il ciclismo, ma vogliamo ricordarlo che la salita di Piancavallo ha un ricordo anche per tutti i registi, quindi doppiamente lui se n'è andato facendo esattamente, quindi ciao Resio e sempre nei nostri cuori. Grazie ragazzi, grazie a voi, l'ennesimo nostro trofeo, grazie di essere intervenuti, grazie di essere qua. Grazie.